Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione giorno del nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca, perché 5 stranieri denunciati per occupazione di edifici e terreni, di cui 4 con precedenti e altri 2 identificati. L'esito dell'intervento effettuato dalla polizia locale di Pordenone, che è scattato nella giornata di ieri dalle 6 alle 9 del mattino. Tutti i soggetti sono risultati regolari in Italia senza fissa dimora. E adesso cambiamo argomento, ci trasferiamo in dell'Università di Udine, per la precisione, per dire che ritorna anche quest'anno l'Univax Day, organizzato online domani alle 9:30 dall'Università di Udine con la Società Italiana di Immunologia Clinica e Allergologia. Oltre 500 le prenotazioni già raccolte tra le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori ai quali è destinato l'appuntamento. Una mattinata di formazione e informazione sul ruolo fondamentale dei vaccini nell'ambito della tutela della salute pubblica. L'appuntamento si svolgerà contemporaneamente in 18 atenei italiani. Per iscriversi entro le 8 del 17 marzo basta compilare il modulo presente nella pagina dedicata all'evento che si svolgerà sulla piattaforma Team. E adesso andiamo a Forgaria nel Friuli, perché c'è stata una notizia proprio di cronaca che ci è appena giunta in redazione, uno splendido esemplare di grifone adulto F17, un simbolo della riserva naturale regionale del lago di Cornino, i cui esperti monitoravano, lo studiavano l'animale da una quindicina d'anni. È morto molto probabilmente domenica per essersi posato sul traliccio della media tensione elettrica. A segnalare il fatto è stata lunedì una residente di Somp Cornino, una frazione che ha individuato la carcassa negli spazi verdi attigui al suo cortile. A nulla è valso l'immediato intervento della squadra di recupero della riserva, che dall'anello di riconoscimento, dove F sta per Forgaria, ha identificato la creatura. Adesso andiamo a Trieste con una notizia di cronaca, un attimo di pazienza, ci siamo, per dire che controlli 228 persone, oltre 60 operatori del compartimento della Polfer regionale nell'ambito della seconda operazione Rail Safe Day del 2021. L'attività ha portato alla luce, dopo 46 controlli tra stazioni ferroviarie ed altri siti in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, gli agenti della Polfer a Trieste sono stati impegnati a gestire la situazione di un gruppo di 17 stranieri, tra i quali erano presenti diversi minori e di cui 12 sono risultati in posizione irregolare, mentre 5 sono stati denunciati a piede libero per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Parliamo del prosciutto di San Daniele adesso con questa notizia, per dire che
un 2020 in linea con il 2019, nonostante la pandemia, quello riguardante il mercato del prosciutto di San Daniele, che conferma le attese del comparto alimentare. Nonostante una lieve flessione dell'export, meno 6%, il prodotto si è confermato come uno dei principali protagonisti del settore alimentare italiano. La produzione totale del prosciutto di San Daniele DOP nel 2020 è stata di 2,5 milioni di cosce avviate alla lavorazione, meno 1,2%, provenienti dai 54 macelli che trasformano la materia prima fornita dai 3.641 allevamenti italiani autorizzati. Della produzione totale, la quota del 18% è stata destinata al mercato estero, il restante 82% al consumo interno. Il fatturato totale ha raggiunto i 310 milioni di euro, lo rende noto il Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Restiamo in tema e parliamo adesso però di Brovada, perché c'è un'importante novità anche per questo prodotto, perché il consorzio Brovada DOP, che in base al disciplinare comprende le province di Udine, Pordenone e Gorizia, come ha già fatto una settimana di realtà agroalimentari, ha appena aderito al marchio regionale Io Sono FVG. La firma dell'accordo è stata fatta da Fulvio Mansutti, presidente del consorzio, e da Claudio Filippuzzi, presidente di AgriFood Friuli Venezia Giulia, che si occupa della gestione del brand per conto della regione. Attualmente aderiscono al consorzio 3 aziende con una produzione annua complessiva di circa 1.500 quintali di Brovada certificata. Così anche sulle confezioni della rapa macerata nella vinaccia e fermentata, frutto di un'antichissima tradizione friulana, apparirà il marchio blu, il quale, tramite il QR, code abbinato, consente al consumatore di verificare l'origine delle materie prime e quindi di conoscere l'intera filiera che gli hanno dato origine. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa a giorno. Vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 18, 18:15 per Linea Sera. Chiaramente nel corso della giornata aggiornamenti attraverso i nostri canali di riferimento. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Buona giornata a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.